abbiamo il piacere, ma anche l'onore di avere con noi il direttore, il rettore, il personaggio più importante del grande istituto diocesano, in certo qual modo, certamente. che è il Barbarigo, e il quale tra l'altro Questo presenta personaggio si chiama Don Cesare Contarini. si Buongiorno chiama Don Cesare a tutti. Contarini, glielo stavo Lì. dicendo, ma Contarini, secondo lui mi raccomando. Contarini, voi sapete che i Contarini non solo erano nobili, ma conti veneziani, e lui che è nato vicino a dove operava la mia famiglia a Feriole, era lì Don Cesare Contarini. Quindi abbiamo un nobile veneziano con noi che presenta tra l'altro un libro che è stato fatto proprio dall'Istituto Barbarigo sul centenario dell'istituto stesso. Che cosa me ne dice Don Cesare? Il Barbarigo, che è la scuola paritaria della diocesi di Padova, è nato nel 1919, subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. E quindi questo anno scolastico è l'anno 100° di attività dell'istituto. Abbiamo pensato di celebrare, di festeggiare questo importante anniversario lungo tutto l'anno scolastico. E quindi questo per noi è l'anno centenario. Abbiamo cominciato con la messa di inizio d'anno il 21 di settembre, alla quale abbiamo invitato sacerdoti, e c'era anche un vescovo tra questi, che o hanno insegnato, hanno fatto gli educatori o si sono formati al Barbarigo, cioè hanno fatto lì gli studi in concreto. Poi abbiamo fatto una bella festa di ex allievi a fine settembre e c'erano 350-400 persone. Abbiamo presentato il libro alla Sala Rossini del Pedrocchi a metà ottobre e recentemente abbiamo anche fatto un bel concerto, il concerto del centenario al Pollino. Oggi lo presentiamo noi, mi fa piacere. Volentieri, che grazie. Don Cesare Contarini, non so perché ancora il vescovo non aveva pensato di insignirlo, almeno di un monsignorato, ne ha fatti tanti, ma è giusto che a Don Cesare Contarini, grande direttore e rettore del Barbarigo, venga dato una segnatura. Comunque, in questo bellissimo libro, che è il Barbarigo, c'è anche una, mi è piaciuto, lo leggo, del vescovo Cipolla, una ottima presentazione. Voi avete un ottimo rapporto allora col vescovo attuale di Padova. Allora, il Barbarigo è sempre stato chiamato Collegio Vescovile Barbarigo. Ancora nelle sue carte costitutive attuali, nella sua posizione giuridica, è una proprietà, tra virgolette ovviamente, del vescovo di Padova, che è pro tempore, cioè quindi tutti quelli che si sono succeduti dal 19 in poi. È un vescovile allora. Allora, adesso stiamo cercando una nuova formulazione giuridica, più moderna, più rispondente ai tempi, però il rapporto con il vescovo è sempre molto stretto. È lui che nomina il rettore, che nomina il padre o animatore spirituale, che fa entrare in comunità dei sacerdoti l'uno o l'altro per diverse ragioni, e comunque è lui che... Quale vescovo ha nominato lei? Io sono stato nominato nel 2009 dal vescovo Antonio Mattiazzo. Quindi prima che se ne andasse, è un bel tempo prima. Ultimamente il nostro vescovo Mattiazzo dove si trova adesso? No, allora il nostro vescovo Antonio adesso da 3 anni è appunto in Africa a fare il missionario, tanto che dove lui sta operando partirà una nuova missione della diocesi di Padova, e noi come Barbarigo abbiamo deciso che tutti i proventi, i frutti, le offerte delle diverse iniziative andranno per sostenere una scuola proprio in questo territorio in Etiopia, ad Insho, che è circa 400 km da Addis Abeba. Una scuola vecchia, diciamo così, che copie 100 anni, che festeggia i suoi 100 anni, dando una mano appunto a una scuola che sta per partire. Ci sono 100 ragazzini in questo momento, cerchiamo di dare una mano per alcune strutture essenziali.
E già abbiamo avuto una bella soddisfazione, per esempio al concerto del centenario, che sono stati raccolti come offerte liberali. Dove avete fatto questo concerto? Al Pollini, e ecco, abbiamo raccolto circa 1.200 euro su un pomeriggio. Insomma. Ho visto che però voi avete anche delle iniziative culturali, delle iniziative interessanti, non solo dal punto di vista diocesano, ma anche della cultura il Barbarigo attualmente padovana e regionale. Allora, il Barbarigo è una scuola, quindi il suo modo di essere presente, inserito nei servizi che la Chiesa di Padova offre al territorio, è quello di far scuola, di far cultura. Quindi oltre ai nostri indirizzi scolastici, scuola media, liceo classico, liceo scientifico, liceo scienze applicate, tecnico, economico, noi abbiamo un'apertura al territorio che è fatta di diverse ospitalità, le chiamo così. Quindi per esempio c'è tutto il filone musicale che da noi ha una lunga tradizione grazie all'opera di Don Floriano Riondato. Adesso abbiamo un'associazione a lui intitolata Ecco Amici di Don Floriano, che fa corsi di musica a piccoli e a grandi, diciamo a decine. Avete tenuto un po' di tempo anche. Sì, siamo stati i primi a fondare a Padova un liceo musicale che poi ha avuto il suo corso e adesso è concluso. Oltre alla musica... Come sa parlare bene Don Cesare, non dici mica Grazie. Che è finito. Ha concluso. Sì, perché quando non ci sono più iscritti, un anno per 2 anni, al terzo anno si chiude l'esperienza, si portano a conclusione quelle che ci sono. Abbiamo fatto questo molto volentieri, serenamente, e adesso andiamo avanti per altre strade. Ho letto con molto interesse l'intervento di Monsignor Claudio Cipolla, il Vescovo di Padova, in questo vostro libro. Quindi è stato un libro che è stato amato non solamente da voi che siete operatori, ma anche dell'insieme importante della diocesi e così. Il nostro istituto certamente è un punto di riferimento per la diocesi, per la città, per il territorio. Cioè, in 100 anni sono passati personaggi del calibro di Monsignor Frasson, che era appunto vicerettore lì, ed è stato il fondatore con Bortignon dell'Opera della Provvidenza. È passato Don Giovanni Nervo, che in tempo di guerra ha fatto anche attività di resistenza dentro lì, certo. Insieme con Gui, Luigi Gui. È stato scritto al Barbarigo e ciclostilato in stanza di Nervo un famoso documento che guardava al dopoguerra. Sono stati assistenti lì personaggi del calibro del dottor Canova, quello che ha fondato insieme a Bortignon sempre il QAM Medici con l'Africa. L'attuale direttore, Don Dante Carraro, è stato un nostro liceale, ha fatto 8 anni tra medie e superiore lì al Barbarigo. Diciamo, se facciamo l'elenco di tutti i personaggi non finiamo più. Non c'è dubbio. Ho visto che c'è un bellissimo titolo in questo libro che è molto bello, impaginato in maniera molto forte, meravigliosa, sì, è stato fatto con bellissime fotografie. Barbarigo è ... teatro. Cosa significa questo? Allora, questo titolo si spiega dentro a tutta una serie di titoli altri che dice il Barbarigo è offerta formativa, il Barbarigo è musica, il Barbarigo è eccetera, e anche è teatro. In questi anni sia alle scuole medie o secondarie di primo grado, sia alle superiori o secondarie di secondo grado, abbiamo avuto dei professori illuminati, esperti, appassionati che hanno realizzato varie opere teatrali con i ragazzi stessi, alcune più legate alla storia, esempio quello fatto dalla professoressa Colonna sulla storia di San Gregorio Barbarigo, altre invece superiori più legati agli esperimenti della fisica, per esempio sulla velocità della luce, sulla storia di Lobachevsky, un famoso fisico matematico che è quello delle geometrie o matematiche, diciamo così, alternative non euclidee. Comunque c'è un articolo che ho visto, mi è piaciuto, non l'ho letto completamente. Come sono sarà una bella lettura. Gli studenti oggi rispetto agli studenti dell'inizio della sua attività al Barbarigo? Io ho insegnato al Barbarigo 5 anni dall'85 al 90, quando ero fresco laureato, e quindi lì ho insegnato al ginnasio. Tornando dopo 25 anni,
ti prendi cura un po' di tutti, dai bambini che arrivano in prima media ai grandi che ormai sono pronti alla maturità. Io credo che i giovani di tutti i tempi sono sempre, per dirla alla veneta, di chi che si porta via, cioè di chi mostra attenzione verso di loro, di chi se ne prende cura. L'altro giorno sono stato quasi commosso da una mamma che mi ha detto, la mia figliola che è qui da 2 mesi ha detto: mamma, il preside è quel papà che avrei voluto avere. Ecco, a me questa è una frase non forte, fortissima. È un complimento. Complimento o meno, qui avrei un punto interrogativo, no, perché quando si parla del padre, il padre è il padre. Ma il padre lì non c'è, praticamente, in quella famiglia il padre non c'è. Questo è il discorso, no? Ci sono difficoltà. Ecco, a me interessa che i ragazzi siano seguiti uno a uno, cerchiamo di metterci tutto l'impegno su questo, che siano portati a scoprire i propri talenti insieme anche ai propri limiti, per arrivare al meglio possibile. Noi cristiani crediamo al concetto di vocazione, cioè che ciascuna persona è chiamata dal Signore a un progetto di vita. Non solo per noi cristiani, no. In qualsiasi religione c'è la presenza del soggetto alla partecipazione del mondo. Certo, ma dire che è vocazione significa cercare di capire che c'è una chiamata di Dio al tuo senso della vita. Cerchiamo di dare una proposta formativa, educativa, che abbia dentro anche questo tipo di valori. Poi ciascuno ci crede finché vuole, finché può, però cerchiamo di dare senza offesa, senza spinta alle sensibilità di nessuno. Abbiamo anche un ragazzo cinese, abbiamo dei ragazzi non battezzati. A ciascuno. Ho visto che in questo libro mi è piaciuta una pagina molto, tra l'altro impaginata in maniera meravigliosa, la parola agli studenti. Gli studenti di oggi, sai che hai insegnato tanti anni, sono tanto diversi dai studenti di 10-15 anni fa. Allora io vedo quelli di adesso e osservo che sono con tante possibilità e opportunità a disposizione, insieme anche con varie fragilità. Mi preoccupa vedere che anche in quinta superiore arrivano per vie diverse a volte dei ragazzi che non sono più capaci di entrare in classe, se non di entrare a scuola, per ragioni di disagio interiore, fisico, per paure. Ecco, questi cerchiamo di aiutarli in un certo modo. Ci sono anche ragazzi disponibili e generosi, quando chiedi una mano sono pronti perché si sentono di casa al Barbarigo. La domenica centrale di dicembre, come al solito, il 5° anno, noi faremo il pranzo con i poveri della città al Barbarigo. I ragazzi sono i protagonisti di questo, sia a servire in tavola sia anche a stare a parlare effettivamente con queste persone. E sono ragazzi che, se stimolati opportunamente, diventano generosi. Comunque guardi, in questa pagina di studenti mi è molto piaciuta una frase di un vostro allievo. Io trovo qui un clima di unione e un reciproco rispetto di partecipazione noi con gli altri. Ecco, questa è una bellissima frase. Questo è il nostro stile. Cerchiamo che ci sia in tutte le classi, in tutti gli ambienti, nelle diverse occasioni, un rispetto reciproco prima di tutto. Io insisto molto su questo anche con i più piccoli, ma anche gli adolescenti, per esempio WhatsApp, eccetera, che non diventi un'occasione di farsi del male, no? Cerchiamo di muovere anche una responsabilizzazione di tutti sul bene comune, sul vivere bene insieme, sul comprendersi, aiutarsi. Certamente ci sono i giorni in cui viene più facile quasi in discesa, ci sono giornate in cui qualcuno travalica i confini, e allora l'intervento educativo cerca di essere non repressivo ma promozionale. C'è una frase in questo libro che ha riportato un suo studente: qui ognuno è qualcuno, mai nessuno è nessuno. Questo è sempre... Perché noi non siamo un numero. Esatto, questo è il nostro stile. Cerchiamo che sia vero questo per tutti quanti i ragazzi. Io dico ai genitori, ai professori, a qualsiasi, noi i ragazzi li prendiamo come sono, non facciamo selezioni, nel senso di dire tu sei degno, tu non sei degno. Ciascuno ha la sua cilindrata, passatemi questa metafora automobilistica, e cerchiamo che con quella cilindrata c'è chi
è una Ferrari e c'è chi invece fa fatica a correre dritto, e cerchiamo che dia il meglio di se stesso, che risponda al progetto, alla vocazione che c'è sulla sua vita. Devo dire che poi avete un insieme di pagine che parlano di vostri allievi. Mi è piaciuto il figlio di Francesco Canella. Che è Canella? È il produttore fondatore della Lì. Certo. E devo dire che dice: io devo ringraziare il Barbarigo, che prima ancora di mio padre mi ha completato la mia mente, in modo che nel mio lavoro ho potuto ben seguire mio padre. Sì, e allora noi abbiamo nell'ultima parte del libro una dozzina di profili di persone diverse. Partiamo con padre Ezechiele Ramin, che è stato alunno 8 anni anche lui al Barbarigo, e poi ci sono imprenditori, ci sono insegnanti, politici o amministratori anche, ma ho detto in più occasioni, sono quelli che siamo riusciti a trovare, e secondo il tempo di fattura del libro potremmo farne almeno altre 5 liste con altrettante personalità diverse che non sono inferiori a queste. Ho visto che avete citato anche una dottoressa, una donna, Chiara Pegge. Sì, che attualmente è la presidente dell'associazione ex allievi del Barbarigo, un'associazione di appunto ex alunni che cerca di tenere alto il nome del Barbarigo, di organizzare alcune iniziative, di dire tento di restituire in qualche maniera quanto ho ricevuto. Ha una bellissima frase questa dottoressa, oggi professoressa, che dice: ho condiviso l'impegno che mi è stato dato, che era non solo per cameratismo, ma era anche di divertimento, ma di partecipazione alla vita degli altri miei colleghi e specialmente della vita dell'istituto. Una bellissima definizione. Dopo il concerto al Pollini mi è arrivata una mail di ringraziamento di un diplomato di 50 anni fa, laureato, imprenditore credo o altro, comunque con responsabilità anche sociali, che mi dice: a parte la bellezza musicale del concerto, dei diversi pezzi, ho apprezzato il fatto che è stata messa in evidenza questa identità del Barbarigo, che cambiando pure i tempi è sempre attuale e sa rispondere ai ragazzi di adesso. E infatti ho visto anche, ho letto, perché ho conosciuto il personaggio che io quando ero studente un po' vicino all'Azione Cattolica mi scontravo in maniera con Monsignor Bortillon. Qui invece ho visto che Monsignor Bortillon ha avuto sempre una forte attenzione per il Barbarigo. Lui era proprio di casa al Barbarigo, penso anche per un rapporto di amicizia, se si può dire così, di Bortillon, di confidenza con il rettore di quel tempo, cioè dal 1945 al 67 Monsignor Zannoni è stato il grande rettore del Barbarigo, quello che dopo le crisi della guerra, dopo tutti i problemi che ci sono stati, ha avuto il coraggio e la pazienza di un grande rilancio. Lui è arrivato al Barbarigo ultra sessantenne, dopo essere stato il rettore a Thiene, essere stato al collegio di Este, un uomo di collegi vescovili, che adesso non ci sono più, e ha dato, c'è soltanto il Barbarigo, sì, e ha dato davvero un grande impulso sia a livello locale ma anche con un riconoscimento nazionale, perché è stato nominato presidente onorario della FIDE, cioè l'Associazione delle Scuole Cattoliche. Devo dire che mi è piaciuta una sua fotografia. Beh, ce ne sono così poche che... Infatti, ma la sua fotografia, che ha una bicicletta in mano e parla dei ragazzi. La bicicletta vuol dire: sono qui, ma sono pronto ad andare altrove. No, questo mi andiamo avanti insieme, sì. Della partecipazione, ecco, da stare. Io ormai sono al 10° anno di rettorato e presidenza del Barbarigo, posso essere pronto ad andare altrove, posso essere pronto a star lì volentieri per i progetti futuri. Io spero, non ho nessuna... come lei. Una volta Padova era una fucina di personaggi di livello romano, di livello di Vaticano. Da poi tempo vedo che qua
i padovani rimangono non l'ho mai capito. Qualcuno dipende c'è. dal vescovo, parliamoci chiaro, che era il vescovo Bortignon, sapeva mandare avanti. Sì, ma erano altri tempi. Deve guardare anche quanti colleghi vescovi ha fatto Monsignor Bortignon, chiaro? Sì, Era un personaggio. ma erano altri tempi anche. Quindi altri tempi. No, i tempi non adottare i criteri di adesso ad adesso, quindi di una volta a una volta. Comunque... Sì, ho capito che lei... Però ho visto in questo libro che lei coltiva con intelligenza il gruppo dei giovani del Barbarigo. Allora, il GGB, Gruppo Giovani Barbarigo, è stato un mio sogno fin dall'inizio del mio mandato a Barbarigo, tanto che ho detto subito a Don Lorenzo Celi, validissimo nostro collaboratore, e ho detto fammi attuale responsabile della pastorale scolastica della diocesi, degli insegnanti della religione, presidente della fondazione dell'ANSA. Se facessimo tutti gli elenchi, stiamo qua fino a domattina, di tutti i suoi incarichi. Ho detto fammi un gruppo, per cortesia, pizza e Vangelo, cioè questa era l'idea, cioè dei giovani che si trovino al Barbarigo, i nostri alunni, con la libertà di uscire dagli schemi scolastici. Ci è voluto del tempo per elaborare, adesso ormai siamo già credo al 6º anno di GGB, Gruppo Giovani Barbarigo, un gruppo che assomiglia ai gruppi parrocchiali, si trovano ogni 2-3 settimane lì al Barbarigo, fanno attività formativa, prima cenano insieme o pizza o spaghetti o quello che è, insomma comunque in compagnia, e poi fanno attività formativa. Una volta all'anno organizzano il pranzo per i poveri sotto Natale. Mi è piaciuto molto quello che in questo libro lei ha segnalato: trasparenza, crescere, famiglia, calore tra di noi e altruismo. E poi anche coltivazione, coltivare, creare, pensare alla tradizione. Beh, noi abbiamo sempre trovato scritto e continuato a scrivere sul nostro magazine, bisogna dire adesso, una volta nel bollettino, tradizione e futuro. Io credo che una scuola è di valore se dà valori ai suoi ragazzi, alle persone che lavorano dentro, se vive con certo stile. Io sono persuaso davvero che l'educazione è costruire futuro, è fare una scelta di bene per il domani, certo, lavorando nell'oggi, ma in prospettiva di valori, quello che resta poi nella vita. Non so se sia opportuno quello che le domando, ma lei ha il coraggio di fare una scelta di vari allievi che sono stato al Barbarigo e nominarvi qualcuno? Cosa vuol dire? Cioè qualche allievo che è stato all'Istituto Barbarigo, oggi è personaggio del mondo scientifico, del mondo accademico. Beh, allora in questo momento il direttore del conservatorio è Leopoldo Armellini, sì, che ha fatto 8 anni lì e dice sempre: io ho imparato a suonare grazie a Don Floriano, che è stato ringraziato proprio ufficialmente da lui con commozione anche durante il concerto lì proprio al Pollini. Fino a poco tempo fa il presidente della provincia, Enoco Soranzo, era un ex allievo. Soranzo? È un ex allievo del Barbarigo, lui, sorella, eccetera. Fino a un paio d'anni fa il presidente del Consiglio regionale Veneto, Valdo Ruffatto, è un ex allievo del Barbarigo, vari docenti universitari escono dalla nostra scuola, imprenditori vari, il presidente della Assindustria o Confindustria Padovana, Finco, è un ex allievo, Don Dante Carraro, che è anche un mio amico, lui è sempre molto grato al Barbarigo per quello che ha avuto. Abbiamo credo una trentina di sacerdoti che sono usciti in questi anni dal Barbarigo, cioè nel senso che sono stati formati lì nel liceo, forse anche prima. La vostra professoressa, che ho conosciuto anche, sì, professoressa Margherita Coeli, dice una bellissima cosa: essere al Barbarigo è un'esperienza che fortifica, arricchisce, accresce il proprio bagaglio interiore, e le lingue straniere sono un mezzo importante che
cominciato a prendere al Barbarigo. Certo. Stupenda questa definizione. Questa professoressa Margherita Coeli è un'ex allieva del nostro liceo scientifico e da almeno 30 anni, se non di più, insegna al Barbarigo ed è la coordinatrice del Dipartimento di Lingue. È lei che ha in mano, diciamo, in primis, tutto il progetto Erasmus che ogni anno facciamo con i nostri ragazzi. Noi cerchiamo di far capire che imparare le lingue, l'inglese in particolare, è sì una competenza in più, è un'abilità che si può esercitare e servirà prima o poi nella vita, ma è soprattutto un allargare il cervello, incontrare persone diverse. Quando i ragazzi vanno a fare lo scambio in Norvegia, in Olanda, in Estonia come l'anno scorso, certamente vedono di mondi diversi. E speriamo che tornino tutti allargati. Don Cesare Contarini è stato un grande direttore di una rivista cattolica, La Difesa del Popolo. Difesa del Popolo. Quando, devo dire, la difesa non giaceva come giace adesso. Lasciamo stare di giudizi sul presente, no, grazie. È la realtà assoluta questa, chiaro? Non c'è niente da fare. E qui c'è una bellissima scuola, che è la scuola della diocesi, come da 100 anni è così. Lei condivide che ci sia stata sempre una grande presenza del Barbarigo nel formare personaggi cattolici e non cattolici. Allora, è evidente che un percorso di 100 anni ha gli alti e i bassi, come tutte le situazioni umane. Ci sono stati dei periodi in cui si tentava di sopravvivere, penso agli anni 20 e agli anni 30 senza la parità scolastica, con tutti i problemi di riconoscimento, penso ad altre situazioni o temperie ideologiche un po' più difficili. Penso ad altri momenti in cui ci possono essere stati e ci sono stati effettivamente dei problemi di gestione economica. In questo momento noi cerchiamo di continuare al meglio con una certa qual serenità complessiva. Anche nei tempi difficili è stato possibile costruire, tra virgolette, sempre evidentemente, personalità. Speriamo di riuscirci anche adesso. Però devo dire che devo darle atto che lei, il personaggio noto, ha scritto Barbarigo e teatro, ma ancora di più quello che ha scritto un suo collega, Barbarigo è filosofia e storia, è partecipazione di uni con gli altri. Sì, certo. Questo mi ha molto colpito. Sì, cioè noi appunto in questo libro, anche in queste fotografie in questo libro abbiamo tentato di dare, e mostro anche la faccia di questo libro, che è una foto purtroppo ormai vecchia, in quanto il chiostro adesso è più bello, è più pulito, è più in ordine. Il libro cerca di dare una fotografia sotto diversi aspetti della proposta formativa, e quindi scienze, reparto umanistico, filosofia, storia, teatro, musica convergono in tutto questo. Grazie, purtroppo il tempo è passato. Ma grazie a voi. E mi congratulo per questo libro che è impaginato benissimo, a fotografie una migliore dell'altra. Ecco, se posso aggiungere soltanto una cosa a modo di ringraziamento, è un invito a tutti quelli che ci vedono, ci ascoltano, per la mostra storica fotografica che faremo in febbraio del 2019 al San Gaetano Altinate. Sa che mi fa venire il dispiacere di non essere stato allievo del Barbarigo. Il dispiacere, Beppi, io purtroppo, è quello di... Io purtroppo sono stato al Manfredini con i Salesiani, che è stato un bel posto sicuramente, cioè, voglio dire, io valuto... Posso dire, io ricordo con piacere alcuni salesiani, certo, ma come istituto di formazione, per fortuna, poi i gesuiti, quando sono stato all'Antoniano, mi hanno un po' raddrizzato. Io ringrazio comunque e mi dispiace non essere stato vostro allievo. Grazie.